Salvatore Orru, ti ringrazio per essere qui, farci vedere la tua arte scultorea sul legno, e vorrei vedere che cosa stai facendo oggi qui in estemporanea. Oggi mi sono portato un pezzo di legno che è legno di un pino particolare, non ricordo neanche specificatamente il nome preciso, però è della famiglia dei pini. Me lo sono portato, sto impostando una figura femminile che ancora è indefinita, non so se farò una donna che rappresenti la Repubblica Italiana, oppure una fatta, oppure una donna dell'Ottocento, non lo so. Intanto Quindi, lavoro. praticamente prende forma quando, mentre lavori, non hai precedentemente pensato assolutamente no, non posso fare né degli schizzi né delle previsioni. È molto bello questo. Vado in base anche alla fibra del legno che mi consente di fare certe cose e non altre, Certo. E di conseguenza mi comporto. Per esempio in questa parte qui, che è molto fibrosa, non posso andare nei particolari, e quindi questa mano sarà un pugno chiuso e non con le dita estese, certo. Perché è impossibile data la poca Fibra del legno, fibra no? del legno, sì. Ci fai vedere un po' come lavori? Questo è un regalo che ho ricevuto da poco da parte di mie figlie. Allora le salutiamo. Che salutiamo. Ed è una sgordia, praticamente uno scalpello meccanico. Dai, vediamo come funziona. Lo metto in moto e poi pressando il legno lui lavora. Anziché scalpellare dando colpi di martello, Scalpella con la vibrazione praticamente. sì. La vecchia tecnica era questa. E ci fai vedere. Martello. Perfetto. Era questa, insomma. Che Adesso bello. i tempi sono cambiati e insomma E diciamo che... risparmia un bel lavoro. certo. Ascolta Salvatore, ci fai vedere qualche altra opera che hai qua a fianco? Ho visto che hai un paio di sculture. Sì, questa Che cosa hai portato? dicevo prima alla ragazza che bisogna dar sfogo alla propria Fantasia. Per Questo è cui un mi sono gatto. inventato questo gatto che è Meccanico. un gatto meccanico a sonagli, perché come vedete ha due code che sono praticamente dei sonagli tipo Come un serpente. Come un serpente. Bellissimo. E l'altro invece è? L'altro invece è un tentativo di... Me lo avvicini per favore che non arrivo. Grazie. Questo è un tentativo di autoritratto. Se voi guardate il pizzetto e gli occhi, volevo rappresentare me stesso, ok? Sì. Però un po' sbucciato, vedi che la pelle è come scorticata, come se fosse una buccia. E poi all'interno gli ho fatto come se il mio cervello andasse a pensare a... Innanzitutto mi sono messo un pesce in bocca a modo da stare zitto. Quando si dice pesce in bocca, io lo faccio. E niente, e poi tutto l'altro è fantasia. Complimenti Salvatore, io farei un bel applauso a Salvatore. Grazie Tore, grazie.